abbiamo fermato a un posto di blocco un ragazzo, Mario Architravo e Salvatore Architravo, e dicono di essere i suoi nipoti, figli di sua figlia. È vero sto fatto? Sì, sono i miei nipoti. Ho capito. Allora, signor maestro Trevi, lei deve sapere che purtroppo questo Mario Architravo non era in possesso di patente, e poi Salvatore Architravo è stato un po' troppo scorretto con il maresciallo sul posto. Io li tengo qua in caserma. Salvatore sta giù alle celle e suo nipote Mario sta qua. Ma come sta giù alle celle? Abbiate pazienza. Eh sì, perché lui voleva aggredire il maresciallo, ha capito? Cioè, quando li hanno messi in macchina, lui ha fatto resistenza e stava aggredendo il maresciallo. Allora Mario Architravo... Mio nipote Salvatore ha aggredito un maresciallo. Sì, è stato molto scorretto, ma è molto scorretto. Poi nel mio ufficio qua con me c'è suo nipote Mario Architravo, in arte Tony Mariano. Sì. Maestro, mi scusi, le passo suo nipote perché probabilmente per quanto riguarda Salvatore, l'altro nipote suo, penso che lo trasferiamo a Poggioreale, perché è stato... Ma qua trasferiamo a Poggioreale? Io vengo io, dove è stata la questura di Napoli? Sì. E allora vengo io là, ma che pigliate al Capone? Allora, scusatemi, era meglio prendere Al Capone perché suo nipote è stato... Ma che state dicendo? Che mio nipote sta studiando architettura, è una persona per bene, che può vendere educazione agli altri. Ma aspettate, voglio dire una cosa, per cortesia, cioè non iniziamo... Ma voi mi parlate che a chi praticamente volete portare a Poggioreale? Ma che state dicendo? Ma suo nipote ha fatto resistenza, stava aggredendo un maresciallo. Ma io non ci credo nemmeno se lo vedo con i miei occhi. E l'ho visto con i miei occhi e ci credo, no? Allora, maestro Mario Trevi, io adesso le passo suo nipote Mario Architravo, parla con tuo nonno, digli che tuo fratello è stato scorretto e deve venire subito qua. No. Ehi, sono Mario. Non ci capito. Sì, no, chissà che è successo, ha aggredito un maresciallo, cosa, è fatta a frava pazza, e mo sta a basci in cella, come già fa, chissà me non fai a cagare. Ma qua la cella, mo vengo in loca a questura e mettiamo a posto tutte cose. Vi venire. Ma chi sto vero fanno? Non ci dici niente a mamma, zia mamma non lo sa. Ma che non c'è mamma, non mamma tu so, ma qua la cella è cella 17, ma che stanno dicendo chi sta? Ma ha visto il suo terminale chi è o no? Sì, ha visto, ma non sapere niente che perché ma questo signore che ha parlato con me chi è? È un brigadiere? È un maresciallo Tommasino, così a te si chiama, chi che ne sa? Cioè, allora, scusate, maestro Trevi. Scusatemi tanto, abbiate pazienza. Lei non il discorso è un altro. Allora Trevi, per favore, lei non deve essere troppo indifferentemente. No, indifferentemente è una canzone che canto io e la conosce tutti. Sì, infatti, sì, mi scusi. Allora, suo nipote Salvatore, mi senta, quando abbiamo messo in macchina Mario Architravo, perché lo stavamo portando in questura con noi, stava aggredendo il maresciallo. Infatti suo nipote Mario porta gli occhiali, Salvatore porta gli occhiali. Si sono rotti anche gli occhiali perché un mio collega poi giustamente già visti più l'ha fatta una faccia schiaffa a Salvatore. Avete capito? Capito, guaglione 23 anni, ho pigliato ci da faccia schiaffo, portato sotto il cielo, voleva andare a Poggioreale. Ma scusate, ma avete visto nel terminale chi è? Ma scusate, è giusto che suo nipote Salvatore stava aggredendo un maresciallo? Ma non è giusto, ma comunque indipendentemente da se è giusto o non è giusto, è chiaro che non è giusto perché sta avendo a che fare con la legge, però il discorso è un altro. Che lui pigliava una guaglione 23 anni o voleva andare a Poggioreale direttamente. Maestro Trevi, mi scusi, può darsi che suo nipote in casa si comporta in un modo e per la strada è un volgaraccio per come si è mostrato, capito? Ma quale volgaraccio? Ma che state dicendo voi? Cioè vicino maresciallo da faccia vedere io, viene un laghi patri, da buffi pacca, cioè un mio collega giustamente non ci ha visti più, l'ha buffata e mazzata e l'ha rotto pure il land. Allora noi facciamo un'altra cosa, no? Che facciamo? Che vogliamo fare? Che facciamo? Volete fare praticamente vengo là e siete fortunati che non c'è il questore a questo momento là. Che significa? Fatemi, ci sono io che sono... Io sono il maresciallo Tommasino. Maresciallo, mi fa piacere di parlare con voi, però molto meglio di me, no? Che è chiaro che ammesso che questo qui ha fatto un oltraggio alla divisa. Ecco. Però non è chiaro che avevo mettito in mano un cuore o fate in alzata. Scusate, la prossima volta portiamo a Giuseppone a Maro, facciamo portare un bello menù, scusate. Però se praticamente lui viola, per esempio, praticamente a un certo momento ha fatto un oltraggio alla divisa, voi non state nessun diritto di buffare alzato, o portato sotto la cella da questo uno, poi vanno a Poggioreale. Però le voglio dire una cosa, visto che lei è un maestro e porta musica in tutto il mondo,
deve correggere un poco il Salvatore, sarebbe quello là un pochettino più cicciottello di quest'altro, perché è scorretto, scostumato e sgorbutico. Educazione e può vendere mangiarici, insomma. No, ma non mi dica che può vendere educazione per quello che ha fatto oggi, no, con il mio collega, no. Pescià, io comunque sapete che faccio? Io vengo a questura e a un certo momento voglio vedere a Cristo con l'altro combinato, perché se questo qua l'ha da buffata e mazzata, io faccio una maronna causa a tutto quanto. Allora, maestro Trevi, secondo me per una decina di giorni non vi conviene vederlo, perché comunque sta rovinato, non vi conviene. Poi ci sta un verbale di 12.000 euro. Civili, rimandano in galleria a tutti quanti voi, che mettete in mano con la nuova di 23 anni, non tuzzate parate e ci facete i libri per peccato. Veramente anche tu. Mi può ascoltare un attimino, per favore? La cosa orrenda che ha fatto suo nipote, sai qual è? Ha guardato in faccia al carabiniere e ha detto fammi quello che può indifferentemente. Ha capito? E sta cosa... Che significa? Fammi quello che puoi indifferentemente e chi lo può finanziare? Scusate, indifferentemente la buffata di mazza, ok? Fammi quello che può indifferentemente. Sentite, ma lascia, aspetta, ma se vuoi dire la capa fresca, noi no. No, io non tengo la capa fresca perché per me tramonta sempre la luna. Maestro. Scherzando, Allora, maestro Mario Trevi, le voglio dire questo. Lei deve sapere una cosa importante, si può arrabbiare quando vuole, lei è vittima di uno scherzo telefonico e i suoi nipoti stanno in pace con me e le stiamo facendo lo scherzo. Sono Savio Cavalli Trevi! Così, Ciao nonno, un bacione da parte mia di Savio. Ma tu vieni una poco. Va bene, buonasera a tutti quanti voi della fascia d'ascolto. Allora, caro Tony, caro Salvatore, secondo me non vi conviene proprio ritirarvi perché un nonno stasera va a boffe mazzate indifferentemente. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, lei mi diceva tu sia vita mia, poi mi lasciata così mi savi, con San Giuseppe, Sant'Anna e Maria.